Buongiorno, buongiorno amici di Sport di Più, lunedì 24 gennaio 2022. Come potete vedere non siamo in un bar, non siamo in un caffè come facciamo di solito in queste occasioni, torniamo un po' alla versione da remoto per motivi organizzativi, ma anche per motivi insomma legati a questa situazione Covid che non ci mette proprio tranquilli al 100%, però siamo qui anche oggi una mattinata, un caffè dedicato ovviamente allo sport e lo facciamo con un ospite graditissimo che invio. Eccolo qua, buongiorno a Ruggero Vilnai, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto. Buongiorno Ruggero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Ruggero, intanto spero di non averti buttato giù dal letto mattina presto, ma insomma ti vedo già bello operativo, bello carico, quindi penso di non essere stato così invadente, giusto? Certo, noi siamo sportivi, quindi siamo sempre attivi. Sempre attivi, sempre svegli e operativi di mattina presto. Senti una cosa, Ruggero, partiamo subito dal tuo ruolo, presidente del CIP, dicevo, Comitato Italiano Paralimpico del Veneto. La situazione del Veneto per quanto riguarda lo sport paralimpico. Diciamo che nonostante la pandemia, lo sport veneto paralimpico è in buona salute, soprattutto dopo i risultati di qualche mese fa delle Paralimpiadi di Tokyo. Stiamo registrando davvero un momento favorevole. Sono molte le persone con disabilità che ci chiamano per avere informazioni e per iniziare a fare sport, ed è quello che noi come Comitato Paralimpico facciamo da alcuni anni, perché il nostro impegno, appunto il nostro mission è quella di promuovere lo sport paralimpico con tante iniziative e insomma con l'aiuto, ripeto, anche dei media ci stiamo riuscendo. Ci stiamo riuscendo tutti insieme. Io ti faccio delle domande, sai che sono molto diretto, no? Allora, questa attenzione da parte dei media è una moda o finalmente siamo entrati nell'ordine delle idee che lo sport paralimpico è una parte importante non solo per i ragazzi e per gli atleti che hanno disabilità, ma anche per la comunità, per passare un messaggio di inclusività a 360 gradi? Sì, i media, diciamo che il merito e il successo che ha il nostro movimento paralimpico è anche molto, ma molto merito dei media. Certo che anche dalla nostra organizzazione, del comitato, merito dei nostri tecnici, dei nostri atleti favolosi, dell'impegno che hanno, ma certamente se una persona è brava, ha delle capacità e tante altre cose, ma se poi questo non viene divulgato è difficile ampliarsi. Quindi abbiamo questa fortuna, diciamo, che finalmente anche i media, i media più locali del territorio, ma anche a livello nazionale, e penso alla Mamma Rai, che nelle ultime 2-3 Paralimpiadi, quindi negli ultimi 12-13 anni, dà molto spazio, almeno in occasione delle Paralimpiadi. Ecco, c'è un gap che ogni 4 anni è un po' poco, bisognerebbe dare più continuità. Senti, le Paralimpiadi sono la punta dell'iceberg, no, di questo movimento. Io penso che il grosso da fare sia un lavoro nella base, alla base, quindi su quello sport di tutti i giorni che magari non ha la giusta attenzione. Certo. Noi, il Comitato Paralimpico, ecco che è proprio questo l'impegno, di coinvolgere, di aiutare le società, di coinvolgere e di aiutare le federazioni, gli atleti, i singoli in maniera, e poi organizziamo tantissime attività, open day, progetti, campus, proprio tutte quante attività tese alla informazione per avvicinare le persone con disabilità, perché purtroppo
sono ancora tante le persone con disabilità che per tanti motivi non si avvicinano, vuoi per la distanza, vuoi perché alcune persone non sono autosufficienti, vuoi perché gli impianti sono lontani da casa, perché noi in Veneto, parliamo del nostro Veneto, abbiamo 1800 atleti agonisti. Potrebbe sembrare un numero alto, in realtà è davvero una percentuale bassa. Poco più del 2% delle persone con disabilità che potrebbero fare sport fanno, appunto, si sono avvicinate, e quindi dobbiamo continuare a divulgare per convincerle, anche le persone con disabilità più gravi. Oggi è possibile anche per disabilità gravi fare delle attività sportive ad alto livello. Che poi in questo caso, soprattutto sulle disabilità gravi, ma anche in generale, qui non si tratta di far sport per, certo c'è l'obiettivo agonistico, ma mi sembra di capire che è più un'esigenza di riuscire a coinvolgere, a portare fuori di casa quei ragazzi che non fanno praticamente nulla e hanno disabilità, anche per proprio farli integrare a 360 gradi nella società. Quindi anche un valore che va al di là proprio dell'aspetto, al di là dell'aspetto sportivo. Ah, certo, lo sport è magico su questo, perché fare sport vuol dire anche integrarsi, vuol dire uscire di casa, vuol dire insomma integrarsi con la società. Ecco, noi oltre a questo, oltre che vorremmo, abbiamo qualche problema come hanno tutti, che adesso soprattutto chi fa attività in palestra, con questa pandemia abbiamo difficoltà come hanno tutti del resto. Però noi abbiamo realizzato anche proprio in questi giorni 2 video, 2 tutorial di fare attività motoria anche da casa. Non è questo che vorremmo proprio incontrarci proprio per integrarsi, però se qualcuno ha problemi ma vuole fare delle attività, esercizi fisici anche da casa, ecco, stiamo proprio divulgando proprio in questi giorni questi 2 video, un video di esercizi per persone sedute che vivono in una carrozzina e movimenti, esercizi per persone in piedi. Anche questo esempio è un aiuto che vogliamo dare in attesa di rivederci nei campi sportivi. Sì. Senti, qualche settimana fa abbiamo incontrato Stefano Raimondi, insomma plurimedagliato alle Paralimpiadi con il nuoto veronese e non. E una sua affermazione, anche poi ripresa anche da Xenia Palazzo: non si parla più finalmente di ragazzi poverini che fanno sport avendo delle disabilità, e soprattutto si sta andando verso uno sport unico, senza più normo e paralimpico. È un po' un'utopia questa o veramente ci si sta arrivando? Perché poi dopo, se guardiamo bene, la disabilità non è data dall'atleta che ha magari un'amputazione, una disabilità, ma è l'ambiente che crea la disabilità. Se riusciamo a creare un ambiente utile e omogeneo per tutti, la disabilità di fatto in ambito sportivo sparisce. Certo, molto spesso ecco, la disabilità sta negli occhi di chi vuole vedere la disabilità. Certo. In realtà il nostro Stefano Raimondi davvero ha dato prova di grande capacità, di grande impegno. Noi abbiamo davvero degli atleti che ci hanno aiutato, che sono riusciti a trasmettere messaggi positivi, ed credo che anche lo sport abbia aiutato tantissimo a cambiare la cultura
della nostra cittadinanza, dei nostri cittadini, perché non siamo più visti come poverini. Quando ho avuto l'incidente io, per esempio, 57 anni fa, le cose erano molto molto diverse. 57 anni fa non si parlava nemmeno di sport paralimpico, e quindi oggi invece, ecco, fino a qualche anno fa si parlava di sport dei disabili, oggi invece si parla di sport paralimpico, è stato coniato anche questo termine, per dire, e quindi la mentalità della cittadinanza è davvero cambiata in positivo moltissimo, e ripeto, questo credo che sia stato, questo cambiamento, questo salto culturale sia anche molto merito del nostro movimento, del movimento paralimpico. Certo, ci sono due esempi, no, che forse hanno fatto un po' da spartiacque tra la indifferenza e l'attenzione, che sono ovviamente Bebe Vio e Alex Zanardi. È però sbagliato fossilizzarsi o fermarsi su di loro, nel senso, loro sono stati un po' gli apripista. Adesso c'è, come hai detto tu, come abbiamo nominato, Stefano Raimondi, Xenia Palazzo, per dirne due che i primi che mi vengono in mente, ma c'è un mondo da far scoprire, e ci sono storie, ogni atleta ha una storia a sé, quindi è anche interessante scoprire le storie che sono legate a questi ragazzi. Ma certo, abbiamo tantissimi, ecco, Zanardi e la Bebe Vio sono atleti che hanno avuto grandissimi risultati, ma sono i due che hanno, come dire, bucato esatto. Il video, sono usciti, hanno per capacità, ma per i risultati sono i due atleti dell'iceberg più famosi che conosciuti in tutto il mondo. Però, come hai detto te, abbiamo molti altri, oltre a Stefano Raimondi, sì. Pensiamo a Porcellato Francesca, per esempio, 11 Paralimpiadi con non so quante medaglie, sì. Insomma, poi Bettella, insomma ne abbiamo tantissimi atleti, certo meno famosi, ma con dei grandi risultati e che hanno contribuito a far passare dei messaggi molto molto importanti. Hai detto Francesca Porcellato, che comunque è, io non l'ho nominata sbadatamente, ma è un'icona, forse è stata lei la prima vera pioniera dello sport paralimpico. Ecco, Francesca Porcellato è un personaggio ed è come Bebe Vio, come Alex Zanardi. La mia domanda però è un po' provocatoria, nel senso, questa visibilità, questa affermazione, questo successo magari inaspettato per alcuni atleti che fino a pochi mesi fa magari vivevano nell'anonimato, può creare un po' di squilibrio, può creare un po' di protagonismo in questi ragazzi, o secondo te questo successo è un punto di arrivo, un punto di partenza per poi proseguire con una carriera anche di promozione proprio dello sport paralimpico? Ma i nostri atleti, le nostre società, sarà perché siamo in un momento anche di crescita, ma siamo davvero una famiglia, come dice anche il nostro presidente Luca Pancalli. Ecco, il nostro movimento è una famiglia e quindi non ci sono, come succede in altre federazioni oppure nel mondo olimpico, che si sente molto spesso, insomma, delle criticità, delle invidie, dei rancori. No, io, almeno come la vedo io, nel nostro movimento c'è davvero molto lo spirito, ecco, di aiutarci, di condividere, ma non ci sono gelosie, invidie, questo non lo avverto, insomma, e penso che sia anche questo un aspetto molto molto positivo, e questo aiuta anche per crescere, perché come sappiamo per crescere dobbiamo essere uniti
e parlare in maniera positiva, e questo è un grande aiuto per il nostro movimento. Ma dovrebbe essere anche un po' un messaggio e un riferimento anche per lo sport non paralimpico, questo voglia di fare gruppo, fare famiglia, fare condivisione di quello che sono sia i risultati, ma anche anche le difficoltà, cioè facendo gruppo, stando uniti, si può portare un qualcosa in più a tutto il singolo movimento e anche al singolo atleta. Ecco, io non so trovare le parole perché non vorrei essere troppo esuberante, ma No, è giusto che lo sei, Ruggero, insomma. però insomma essere troppo a volte troppo storpia, no? Ma siamo davvero nel mondo anche dello sport, anche di esempio, Sì. perché insomma tutto il mondo sportivo, ma non solo, ecco, sta seguendo molto da vicino lo sport paralimpico, sta davvero avendo grande successo anche dal punto di vista proprio degli esempi. Sarà perché una disabile è più mite, perché è stato coinvolto nel fisico e quindi ha avuto delle lezioni, ecco, di vita un po' diverse da chi non le ha avuto queste sfortune, no? Probabilmente è questo che molto spesso siamo, ecco, i nostri interventi, i nostri messaggi, ecco, sono messaggi un po' di speranza, di sincerità, di unità, quindi questo alla gente piace, ma il nostro messaggio viene proprio dal cuore, insomma, non sono solo belle parole, ecco. Assolutamente, Abbiamo assolutamente. dimostrato nei fatti anche la fatica, l'impegno lo si vede più nella persona disabile che Sì. nonostante il limite che hanno fisicamente riescono a ottenere grandi risultati agonistici, ma anche di sapersi inserire nella società, e questo è un esempio ed è apprezzato dalla cittadinanza. Che in tanti no, parlano, si parla più di disabilità, ma di superabilità e in effetti se ci pensi è così, perché per praticare sport, per arrivare a risultati in varie discipline, chi ha disabilità deve fare più fatica rispetto a chi pratica uno sport senza avere problematiche fisiche e anche mentali, mettiamoci dentro anche quelle, perché poi dopo si è sempre un po' con la mente rivolti a chi ha disabilità fisiche, ma c'è anche il discorso di disabilità mentale e quindi un ulteriore mondo che si apre. È proprio come dici te, perché uno poi gli sforzi e i sacrifici sono davvero non solo tanto per gli allenamenti, per l'impegno, il sacrificio ma anche uno che decide di fare sport vuol dire accettare anche la propria disabilità, mettersi a nudo, ad esempio pensare a fare nuoto, che poi è lo sport che ha più successo, che abbiamo visto anche alle Paralimpiadi, che hanno addirittura portato a casa ben 39 medaglie. Sì, Ecco, mettere a nudo la propria disabilità è davvero anche questo è uno sforzo, e anche questo è apprezzato dai cittadini, cose che fino a pochi anni fa invece, quando vedevano una persona disabile grave o meno grave, ecco, cambiavano canale. Non è più così, non è vuol più dire così. che davvero la mentalità, la cultura è davvero cambiata. Certo, dobbiamo ancora continuare, non siamo ancora arrivati, dobbiamo continuare, però non c'è proprio proporzioni da quando ho avuto l'incidente io 57 anni fa a oggi, davvero sono stati fatti dei miracoli. Io credo che fino a 15-20 anni fa nessuno avrebbe scommesso che questa cultura potesse cambiare così tanto in maniera positiva.
Sicuramente io ti porto la mia esperienza e parliamo di 2015, 2005, quindi un 17 anni fa. Io conobbi Andrea Conti e con lui eravamo praticamente compagni di scrivania perché lavoravamo insieme, e ricordo quando fondò la squadra di handbike. Fu un po' un pioniere perché all'epoca lui veniva dal mondo della corsa, aveva fatto allenamenti con grandi atleti a livello di appunto maratone, e sembrava una cosa un po' utopica, no? Che riuscisse a mettere in piedi una squadra di handbike, e invece ha fatto quello che ha fatto, e ricordiamo, insomma, ci ha lasciato qualche mese fa, ci ha lasciato una grande eredità, ci ha lasciato un grande insegnamento, no? Di come si può arrivare ad un obiettivo, a un sogno, basta volerlo, nonostante le disabilità, perché Andrea aveva delle disabilità importanti. Ecco, questo penso sia un messaggio che ha un po' toccato tutti, e come dici tu, in questi ultimi anni si è vista molto più attenzione da parte della comunità, quindi un segnale di sensibilità, di sensibilizzazione che ci fa ben sperare anche per il futuro. Certo, Conti era impegnato in vari fronti, uno dei tanti era anche la scuola, il mondo della scuola, che noi Comitato Paralimpico ci teniamo tantissimo. Proprio venerdì prossimo anche proprio a Vicenza abbiamo una call con tutti gli insegnanti proprio per collaborare maggiormente anche al di fuori degli orari curriculari della scuola, di poter far fare attività sportiva, motoria ai studenti disabili. Ecco, Conti ci ha lasciato anche questa eredità che noi vogliamo proseguire, perché bisogna cominciare dai giovani, ecco, dai giovani. Anche se negli ultimi anni il movimento paralimpico si è ringiovanito, insomma, ecco, non sono più i 4 anzianotti che fanno sport. Basta pensare che dei nostri 17 atleti veneti che sono andati a Tokyo, 10 erano alla prima esperienza, quindi vuol dire che il movimento si sta anche da questo punto di vista ringiovanendo, e dobbiamo continuare nelle scuole. Li stiamo andando a prendere questi atleti, li stiamo portando fuori, e quindi questo è un bel messaggio. Senti, a livello di collaborazioni, importante anche la collaborazione col CONI. Venerdì scorso c'è stata questa presentazione di questa iniziativa, no? Degli sportelli dedicati del CONI. CONI e CIP vanno a braccetto, anche questo è un segnale importante. Sì, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti fra CIP e CONI, e sta continuando, anzi vorrei dire che sta aumentando, perché proprio venerdì prossimo il presidente Dino Ponchio presenta a Padova, ai Pedrocchi, 5 servizi, 5 sportelli molto importanti, e che sono e possono usufruire di questi servizi anche il movimento paralimpico, e quindi ecco, davvero un grande aiuto. Stiamo collaborando. Poi Dino Ponchio è davvero molto impegnato, molto attivo, anche se per fortuna, ecco, ha molta esperienza, molte capacità, molta voglia di fare, perché sappiamo che a livello nazionale, ecco, c'è stato con le riforme, il CONI è stato un po' frenato, diciamo così, però il presidente del CONI con la sua energia, insomma, sta comunque dando grandi messaggi, grandi servizi alle società e agli atleti. Sì, il presidente Ponchio non molla, e anche tu, insomma, vi trovate bene, perché siete due, passami il termine, testoni combattenti, quindi lo sport veneto può contare su 2 pilastri importanti. Senti Ruggero, io qui ho questa guida che mi avevi dato quando sono venuto a trovarti in sede lì allo Stadio Euganeo di Padova, ed è molto bella, no? Lo sport è per tutti, il censimento delle società paralimpiche venete.
ad oggi, tu mi hai detto che il movimento sta crescendo. Dal censimento 2020 ad oggi c'è stato un incremento per quanto riguarda le società? Ci sono numeri anche lì in aumento? Sì, stanno aumentando le domande, ecco, gli avviamenti delle persone con disabilità, ed è quello, come ho detto all'inizio, del Sì, nostro impegno. Stiamo facendo, pensa che quest'anno facciamo 4 campus, 2 estivi e 2 internali, facciamo 13 open day, giornate, ecco, di promozione di vari sport. Le società, questo è un altro impegno, dovremmo aumentare anche i numeri delle società. Lì nel quel libretto ci sono 250 società del Veneto sì, che fanno attività paralimpica. Dobbiamo aumentare, perché 250 società sono davvero poche, e molti atleti e anche molte persone che vogliono avvicinarsi non si avvicinano proprio perché la società è molto lontana, l'impianto sportivo è esatto. lontano. Quindi noi, aumentando, facendo costituire nuove società, oppure stiamo chiedendo e stiamo avendo anche buoni risultati, alle società di matrice CONI di aprirsi anche al Paralimpico. Così facendo ci avviciniamo, ci espandiamo in tutto il territorio, e quindi Certo. c'è più, andiamo incontro, ecco, a queste esigenze del trasporto, che molto spesso ci penalizza. Fare tanti chilometri, fare 100, 200 chilometri per andarsi a allenare mi pare un No. po' troppo. Ecco, invece così facendo, mi pare che questa nostra richiesta viene recepita dalle società di matrice CONI. Ecco, certo che costituire nuove società è un po' più difficile. Certo. Ecco, noi diamo anche un aiuto, anche un contributo economico, ecco, per chi riesce a costituire nuove società, oppure ad aprirsi al mondo paralimpico. Beh, sarebbe molto, per quanto riguarda un discorso proprio di integrazione, di condivisione, sarebbe molto bello che le società di matrice CONI aprissero sempre di più. Sarebbe forse un segnale ancora più importante di quello di creare nuove società, e su questo penso sarà un bel lavoro che farete in accordo appunto con il CONI. Senti, Ruggero, ultima domanda, poi ti lascio. Abbiamo già fatto quasi mezz'ora di chiacchierata, ma quando ci troviamo dopo i pensieri vanno via, che è un piacere. A livello di strutture, come siamo messi? Perché spero che sia passata un po' la moda. C'è stato un periodo, no, dove si tendeva a fare delle strutture dedicate allo sport paralimpico invece di investire quelle risorse nell'adeguamento delle strutture già esistenti, che penso sia la cosa più giusta, più corretta da fare. Ecco, gli impianti sportivi sono sempre carenti, soprattutto le palestre. Le palestre è un problema non solo nostro, ma di tutto il movimento sportivo. Abbiamo, anche perché poi gli allenamenti si concentrano sempre nel pomeriggio, ore serali, avremo bisogno di più palestre accessibili, anche con le toilette che siano accessibili alle carrozzine, perché purtroppo non tutte le palestre sono così accessibili, e poter anche utilizzare sempre di più, ma adesso in questi ultimi 2 anni poi ci sono state delle chiusure, perché molto spesso noi utilizziamo anche le palestre delle scuole, però con questa pandemia diventa un problema per igienizzare l'impianto, i bagni e tutte le attrezzature. Speriamo che finisca questa pandemia, insomma, perché già era problematico avere la palestra, gli impianti sportivi, e adesso è ancora, purtroppo, ancora più difficile. Proprio un problema.
Senti, prima di salutarti, tu sai, no, che Sport di Più da quest'anno cambierà un po' l'obiettivo e te l'ho già anticipato fino all'anno scorso, ci dedicheremo molto di più al mondo dello sport paralimpico. Ecco, secondo te può essere un'opportunità interessante per tutto il movimento e dove possiamo, per evitare brutte figure, dove possiamo e come possiamo cominciare secondo te? Beh, Chiedo un intanto mi consiglio, complimento. ti chiedo proprio un Intanto mi consiglio com- pratico. Sì, intanto mi complimento perché ho visto proprio l'ultima rivista di Sport di Più, dove hai intervistato il nostro presidente Luca Pancalli e Sì. poi Raimondi, e quindi complimenti, hai già iniziato, quindi ecco. Beh, io ti Eh, ringrazio perché ho visto che avete condiviso anche gli articoli sulla vostra pagina Facebook e quindi insomma grazie, perché questo vuol dire che comunque c'è attenzione e c'è anche condivisione, questo per me è molto importante. Beh, e questo, come si accennava anche prima, i media, ecco, ci aiutano a promuovere. E poi quando sono articoli come quelli che tu hai realizzato, con delle belle domande, belle risposte, è ovviamente positivo. Bisogna continuare. Ecco, io proprio ti ringrazio. Se hai bisogno, ecco, di intervistare anche degli atleti, Quello possiamo sicuramente, quello sicuramente. renderci disponibili per dare i contatti, perché è così, insomma, che il movimento può crescere. Bisogna scrivere, bisogna far vedere, bisogna, insomma, essere sempre attivi per convincere le persone che, come accennavo prima, sono ancora troppe, tante le persone con disabilità che magari pensano di non potersela fare, e invece oggi si può. Ecco, con tutte le disabilità fisiche, intellettive e sensoriali, oggi pensa che nel Veneto facciamo oltre 40 discipline, e quindi voglio dire, uno può scegliere, ha una gamma di attività che può scegliere Direi di sì, tranquillamente. direi di sì. Allora, senti, io prima di salutarti, faccio vedere l'indirizzo del sito internet che è www.comitatoparalimpico.it/Veneto. Qui ci sono tutte le indicazioni, no? Per chi volesse Certo. avvicinarsi, per chi volesse contattarvi, ottenere indicazioni e quant'altro. Poi, e questa è un'anticipazione che do a te, ma lo do un po' a tutti quanti, il nostro sito Sport di Più cambierà, ovviamente anche quello, in ottica di promozione dello sport paralimpico, e cercheremo di creare una mappa interattiva con tutte le società che fanno attività sul territorio veneto, in modo da dare anche noi il nostro piccolo contributo. Quindi ti posso garantire che ti disturberò ancora, ovviamente, perché ho bisogno dei E contributi. questo non è un disturbo, anzi ti ringrazio, è un piacere, anzi sono io che te lo chiedo, se di fare il possibile, Ecco, e tu ecco, allora di parlare di sport paralimpico. sentiti autorizzato, tra virgolette, a disturbarci, così almeno ci disturbiamo per un motivo e per un obiettivo importante. Grazie mille Ruggero Vinnai, presidente del CIP Veneto, grazie per essere stati qui con noi questa mattina, ti auguro buon lavoro e buon tutto, come si dice in Veneto. Buon Grazie a te e a tutti coloro che ci ascoltano, che ci vedono. Chiedo ancora, promuovete lo sport paralimpico. Se conoscete persone disabili, convincetele almeno di provare, perché i benefici sono davvero tanti. Bene Ruggero, grazie mille, buona giornata e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.